scusami se ti disturbo, però che avevo tanto piacere per ringraziarti il fatto che sei un po' di diventare il mio migliore amico, che siamo di diventare amici, che siamo coinquilini e che si deve nascere questo rapporto meraviglioso tra noi, questo rapporto di rispetto, di coinquilinità, possiamo dire. E per ringraziarti del fatto di aver trovato uno spazio anche per me nella tua piccola casetta, che insomma ti hai adattato il postiglio, che mi ricava una cameretta, grazie. Mia mamma ha pensato praticamente di preparare un po' le sue specialità per ringraziarti del fatto, come dire, che sei qua, che sei grazie che sei qua. More, ti te muovi o no? Ma da piccolo ti ha fatto indigestione del boboetti che ti sei così lento? Forza, dimmi, cosa ha preparato tua mamma? Che praticamente per ringraziarti del fatto che sei qua con te insieme, e sua specialità è quella di casa Babetto, che è la ciambella al limone, e si è un po' tramandata da generazione in generazione. Mia bisnonna viene ancora i limoni che inventa la ciambella al limone, che insegna mia nonna, che insegna mia mamma, che insegna a mia sorella. E farebbe tanto piacere sapere anche cosa che tu pensi ti della nostra ciambella al limone tipica della famiglia Babetto, perché è un po' il simbolo della nostra famiglia, è una roba che ogni volta che si ne ricorregge un po' è morbida, vero? Setosa. Poi, parte mangiare un sugaman, parte mangiare. La liga, un fiattino. No. E ne faceva piacere un po' portarti dentro anche a tia famiglia Babetto per ringraziarti con la nostra specialità, che è un po' la ciambella al limone che mi insegniamo mia bisnonna, mia nonna, mia mamma, mia sorella. Se ti dici che porti i tuoi complimenti. Certo, porti anche a ciambella, guarda. Poco, non sai che tacco è il salvavita ai salmoni perché va controcorrente. Dai! No, perché volevo chiederti una roba, visto che ormai è da tanto che sto qua, si crea anche questa Adesso deriva. coinquilinità. Bravo, ti mi ha sorpreso, amore, bravo. Volevo chiederti se posso piccare un quadro in cameretta mia, se ti offendi se tacco un quadro, un poster in realtà, seria della mia attrice preferita. E chi sia? E la mia attrice preferita è quella inglese americana, quella con i capelli lunghi, che è Tosia, che fa l'attrice, che fa tutti i film. Quella che si film che fa prima di solito, che è il cerchietto con il leone che viene fuori, che mette sempre il nome suo all'inizio del film, dell'attrice preferita mia. Adesso non... Anche alla fine di solito che è la parte nera con tutti i scritti, è sempre il nome suo per primo qua fa il film. Che è l'attrice che fa sempre parte della femmina. Julia Roberts? Julia Roberts. Sì. Posso attaccare? Certo, amore, adesso che vedi tutta la famiglia in casa. Perché? Perché in bagno che sei suo fratello neutro. Neutro Roberts. Io ho capito benissimo. Sì, amore, forte. Perché ha la capacità di collegare il... Coco, lavoravo nel mondo dello spettacolo. Ah sì, cosa hai detto? L'imitatore. Sul serio? Vuoi sentire? Fammi Senti, sentire, senti, mi senti, piace. Aspetta, mi trasformo perché sì. Il triangolo no, non lo avevo considerato. Renato Zero. Bravissimo, aspetta questa. Allegria, amici ascoltatori, allegria. Mike, buongiorno. Bravo, questa è più difficile, attenzione. Sono il presidente del consiglio. Draghi. E questo? Ero il presidente del consiglio. Conte. Hai visto, ti passo tutti guai. Tutti guai. Ma d'altronde sempre avuto il sogno nel calzetto di lavorare nel mondo dello spettacolo. Però forse seria il sogno nel cassetto. No, amore, sogno nel calzetto. Mi sapevo nel cassetto. Nel calzetto. Amore, dove ti tieni i calzetti? Nel cassetto. Allora.